Buonasera e ben trovati amici dell'Hockey Pista per l'esordio in campionato di Serie A2 della Pumas di Mirko Bertolucci. Questa sera i ragazzi di Viareggio incontreranno i cugini del Prato per la prima giornata e esordio in campionato di Serie A2, abbiamo detto. Tutto è pronto, l'arbitro sta controllando le attrezzature. Passiamo ora alle formazioni. Io sono Paolo Lazzarini, alla regia Luis Carrieri. Per la Pumas, Thomas Mechini in porta, Matteo Marchetti, Simone Bigatti, Oscar Alberto Mora Paceco, Giovanni Pesavento, Nicola Spezzini, Elia Cardella, Francesco Carrieri, Giuseppe Olivieri, Gabriel Daltorione, allenatore Mirko Bertolucci. Per il Prato, Alessandro Vespi, portiere, Lorenzo Capuano, Oscar Barbani, Maurizio Baldesi, Tommaso Benelli, Lorenzo Mugnai, Andrea Santoro, Alberto Capuano, Andrea Poli, Francesco Vespi, allenatore Tommaso Bianchi. E l'arbitro della sezione di Correggio della serata, l'arbitro si tratta di Sala, una new entry per quanto ne sono a conoscenza qui al Dorando Petri, quindi nuove leve anche fra i fischietti questa sera. Tutto pronto, i giocatori stanno avendo le ultime indicazioni dei rispettivi mister, anzi solo la Pumas sta temporeggiando alla balaustra, sono già schierati i ragazzi del Prato, un Prato che qua è stato sconfitto di misura per 5-4 all'andata e c'è stato poi un faticoso, comunque faticoso 3-1 al ritorno, partenza sempre in svantaggio per i ragazzi di Mirko Bertolucci che hanno sempre faticato, come del resto anche le altre teste di serie contro il Prato, contro la difesa a zona, molto chiusa, molto attenta. Non è mai una partita facile dunque contro la formazione pratese. L'Hockey Prato schiera Vespi in porta, Barbani, Valdesi, Capuano Lorenzo e Capuano Alberto. Per la Pumas invece avremo il solito Thomas Mechini in porta, Marchetti, Mora e Carrieri. Tutto pronto dunque. Fa molto freddo questa sera al Dorando Petri. Serata da lupi, pioggia scrosciante, temperature molto basse. Tutto pronto dunque. Alberto Capuano sulla battuta. Retropassaggio per il numero 5 Baldesi, intercetta la pallina Mora, poi Baldesi la recupera rocambolescamente, poi appoggia al numero 3 Lorenzo Capuano che non aggancia ma all'angolo recupera Barbani che gestisce la pallina subendo la pressione di Carrieri, poi ancora Capuano Lorenzo per Baldesi che gira la pallina sulla sponda destra, ancora Baldesi appoggia Capuano poi subisce fallo, un contatto casuale che ha fatto inciampare il giocatore pratese. Lorenzo Capuano per Valdesi, poi Barbani perde la pallina a favore di Francesco Carrieri. Cardella appoggia Mora, poi ancora Mora, dialoga con Marchetti, è chiuso come al solito a zona al Prato, c'è stata una intercettazione della pallina sul tiro da parte di Valdesi, era molto ben posizionato Carrieri sulla posizione di tiro. Marchetti per Cardella sulla sinistra, ancora Marchetti. Guarda la porta, Elia, guarda la porta. Ancora finta di Cardella, appoggia Marchetti che gira sulla destra per Mora. Ancora un insidiosissimo tiro che passa sotto le gambe di Capuano
e fa buona guardia Vespi con il guantone dalla parte della stecca. Insidiosissimo veramente questo tiro. Mora in contropiede per Carrieri, a tu per tu con Vespi, non riesce a controllare bene la pallina, ma comunque molto capace nel trattenerla. Controllo magistrale da parte di Carrieri, ma non è riuscito a dare la zampata finale. Mora, finta di tiro, appoggio a Cardella, tiro un po' telefonato, Capuano intuisce e devia, poi recupera, poi lancia in profondità un compagno, ma c'è sulla linea di passaggio Marchetti. Eli, guarda fuori. Marchetti per Mora, poi si danno il cambio, Marchetti viene in posizione centrale, Mora sulla destra, poi Mora ha il pertugio per il tiro, ma decise questo diagonale deviato, recupera la pallina Elia Cardella, ancora Marchetti e tiro al lato di Marchetti, di parte il Prato con questo deviazione vincente, deviazione volante di Valdesi sul passaggio del numero 4 Barbani. Arriva al rimorchio Valdesi, taglia l'area e riceve la pallina e spizza di prima intenzione a rete, battendo imparabilmente un incolpevole Thomas Mechini. Bellissima ripartenza del Prato, fulminea. Questo è il gioco che più si confà a chi difende a zona, ripartenze veloci sulle ribattute, e così è stato. Frageggio vincente, molto rapido, nulla da dire, gran bella azione. Carrieri intanto sulla battuta, doccia fredda anche questa volta con il Prato, che passa in vantaggio come il suo solito ormai da 2 partite a questa parte. Questa è la terza. Intanto è entrato Pezzini, scambia con Cardella, Pezzini posizione centrale, finta di tiro, poi appoggio a Mora, poi Mora ancora, Mora pressato, risale con questo passaggio a Pezzini, ottimo questo filtrante, bellissimo per Carrieri, passaggio no look di Elia Cardella per Carrieri e poi prende il palo, poi ancora un tiro di Carrieri respinto da Vespi. La Pumas è comunque viva, ci sono già stati 2 tiri seriosissimi, bellissimo il fraseggio viareggino. Intanto Barbani scivola, poi Mora scambia con Carrieri, Carrieri ancora per Mora, un dai e vai, non è riuscito a tenerla bassa Mora, si è trovato troppo sotto il portiere sul passo a papera. Ancora Mora, Oscar, vai di là. Cardella per Pezzini in posizione centrale. È comunque molto più efficace l'attacco alla zona che in altre situazioni qui al Dorando Petri. Ancora una ribattuta di Carrieri, ottima ancora questa soluzione. Mora ancora, finta di tiro, appoggio a Pezzini che coglie Capuano, dolorante il numero 3 Lorenzo Capuano, poi il numero 21 di sponda non trova i compagni, si trattava di Alberto Capuano. Ora Mora, finta di tiro, via la palla Oscar, ancora Mora che è pressato da Capuano sempre in quella zona. Pezzini appoggia Cardella, abbassati un passo. Precisa la palla Lupo, precisa. Ancora Cardella, poi Pezzini respinge, può ripartire, ottima soluzione per far ripartire il cronometro. Tua quella lì, tua. Mora, Pezzini, finta di tiro, poi scarico a Mora, ancora Mora, via la palla, muoviamo la palla sul centrale, precisa.
Fai un passo centrale, Lia. Ehi, ruota verso il centro. Ancora fraseggio a 3 e poi tiro, riparte Valdesi che serve Alberto Capuano, anticipato ottimamente da Pezzini, è pressante la manovra della Pumas, che ha in queste fasi supremazia territoriale e possesso palla. Tanto tiro al lato di Cinquini, recupera Mora decide di invertire la rotta e poi cambia tutto per Carrieri che appoggia Cardella. Poi ancora Mora, incerto nel controllo, alza la testa, guarda se ci sta un filtrante, ma ripropone il gioco nella propria metà pista per Pezzini. Alzati un passo. Ancora Pezzini, sta affilata la distanza, c'era la linea di tiro Carrieri, era molto invitante questo lancio per Carrieri che era ben posizionato. Tanto Pezzini, Mora, Cardella sulla sinistra, ottimo questo filtrante a tagliare l'area di rigore, serve Mora che tira debolmente, risponde Vespi. Poi Valdesi lancia in profondità Capuano, Alberto che recupera la pallina. Ancora Valdesi, subisce la pressione di Carrieri, poi ancora su di lui Pezzini, raddoppia Elia Cardella che ha un problema alla caviglia, ha sbattuto contro la balaustra e messo male la caviglia. Vedremo, bisogna mandare il medico a accertarsi delle condizioni. Non ho capito se è girato male il ginocchio o la caviglia, forse la caviglia. Ha appoggiato male alla balaustra. È molto dolorante. Probabilmente una distrazione, lo speriamo che si tratti solo di una distrazione della caviglia, ma c'è stato un urlo di dolore dopo l'impatto con la balaustra che non fa ben sperare, almeno in ottica di prima giornata. Si rialza autonomamente ma non riesce ad appoggiare la caviglia. Peccato, non ci voleva. Quindi al riposo Cardella, rientra Marchetti. Si era anche riproposto con tiri molto insidiosi Cardella in questi primi minuti. Un'assenza pesante. Mora, Marchetti, Pezzini, Mora, finta di passaggio e poi ancora Marchetti per Pezzini, porta il blocco Pezzini, finta di tiro di Marchetti, poi scarica Mora, tiro violentissimo di Mora respinto da Vespi, recupera la pallina lo stesso Mora, può ripartire il tempo, ancora supremazia nel possesso palla da parte della Pumas. Ancora una deviazione che ha messo che carambolata sopra Vespi, poi parte Alberto Capuano, decide di ragionare, appoggia a Lorenzo Capuano, pressato da Carrieri che recupera la pallina a favore di Pezzini, poi Marchetti, Mora, finta di Mora, poi serve ottimamente Carrieri che riesce a disimpegnare in scaduta per Marchetti nella propria metà pista. Muovila.
Muovila più veloce, Mere. Tiro dalla distanza di Marchetti, agevole respinta di Vespi, parte Alberto Capuano, tiro rasoterra e para Mechini che aveva staccato i gambali da terra, poi è stato pronto a riabbassarli subito sul tiro debole del pratese. Mora, Marchetti chiede precisione. Mirko Bertolucci nei passaggi, è fondamentale per aprirsi il campo contro la zona, essere precisi nei passaggi e veloci nel fraseggio. Poi ancora un tiro respinto, Lorenzo Capuano in possesso della pallina, si invola sulla destra, poi cerca in deviazione volante il numero 4 Barbani, che non aggancia per la fortuna della Pumas. Pezzini poi cerca sul secondo palo Carrieri, Valdesi lanciato in contropiede, tiro deviato, poi Mora va a scivolare. Ma ci stanno distruggendo tutto. No, è scivolato da solo. Ha perso aderenza con la pista Oscar Mora. Poi ci sono problemi per Francesco Carrieri, non sono riuscito a vedere di cosa si tratta, anche lui è alla caviglia. Un'ecatombe in questi primi minuti. Quindi entra Bigatti al posto di Francesco Carrieri, proprio avere la caviglia anche per Carrieri. Anticipa intanto Marchetti, lancia in contropiede Bigatti, temporeggia Bigatti e perde l'attimo, poi tiro da posizione centrale di Pezzini. Non era male la soluzione, ma Pezzini non ha inquadrato lo specchio. Ancora Mora per Marchetti, cincisca con la pallina Marchetti, poi la ripropone a Mora. Poi deviazione ottima, buona la deviazione di Bigatti che carambola su Vespi. Prima o poi arriverà il gol, perché sono già diverse occasioni in cui la Pumas riesce a trovare deviazioni vincenti su questi tiri dalla distanza. Sicuramente più prolifica la Pumas in queste fasi iniziali rispetto agli incontri precedenti. Manca solo il gol. Poi pallina alta che è carambolata su Valdesi, purtroppo. Chiede il ghiaccio. Straordinario. Un avvio di gara accidentato fra cadute e carambole. Valdesi si lamenta. Ha battuto il gomito, non so se in caduta o se per la pallinata. È dolorante ancora Valdesi, che viene sostituito dal numero 11 Santoro. Mancano 14 minuti e 47 secondi alla fine della prima metà, in vantaggio il Prato per 1-0, deviazione vincente in contropiede per i pratesi che hanno sbloccato il risultato dopo solo i 3 o 4 minuti di gara. Ma la Pumas è viva, si è riproposta là davanti con diversi tiri della distanza e deviazioni o fraseggi vincenti a tagliare l'area di rigore, ma purtroppo un po' per merito dell'estremo difensore Vespi, un po' per il palo preso dopo soli 2 minuti ed altri tiri che non sono andati a buon fine. Il risultato è ancora fermo sull'1-0, ma la Pumas è viva e sicuramente più produttiva che in altre occasioni, nelle altre 2 occasioni precedenti con il Prato. Si spera che sia solo questione di minuti per ristabilire il pareggio, perché la supremazia in termini sia di occasioni che di possesso palla
è sin qui schiacciante. Intanto Capuano Lorenzo cerca, trova Santoro, anzi, poi recupera la pallina il nuovo entrato Pesavento. Pezzini, Marchetti, Pesavento, ora Pezzini, Marchetti, finta di tiro, scarico a Pesavento, Più veloce la rotazione, più veloce la rotazione. e stoppa male la pallina e perde tempo, perde l'attimo Marchetti, chiede velocità nel giro palla Mirko Bertolucci. C'è questo filtrante a favore di Bigatti, un po' velleitario, non era ben posizionato Bigatti, poi era protetto da un giocatore del Prato. Tiro dalla distanza, stanno scadendo i secondi, poi c'è un gioco da terra in area di rigore su cui è implacabile l'arbitro Sala nel decretare il rigore. È evidente, dopo la deviazione con la stecca, il giocatore pratese si è chinato con il ginocchio intercettando la pallina in area, quindi sarà tiro di rigore, potenziale 1-1 per la Pumas. Mora sulla battuta, è opportuno ristabilire la parità e riprendere un po' di fiducia. Mora para ottimamente con i gambali Vespi, poi gioca con la stecca fuori dall'area, quindi sarà rimessa di seconda dal vertice basso dell'area di rigore, dal vertice basso destro dell'area di rigore per la Pumas. Bigatti sulla battuta, Marchetti, Scendi giù, scendi giù, scendi, Pesavento, scendi. Pesavento ha il tiro, forse no, rinuncia e poi appoggia Marchetti, poi Pezzini ancora, Marchetti sempre vertice alto, fa possesso Pesavento, appoggia ancora Marchetti, poi Pezzini, filtrante per Bigatti, un po' era girato dall'altra parte Bigatti. Pesavento, scadono i secondi di possesso, riparte Varvani, appoggia Santoro, ma c'è l'anticipo dei giocatori della Pumas. Ancora Marchetti ad impostare, Pesavento Forte la palla giù, forte la palla. chiede forza nei passaggi, bisogna essere veloci nelle rotazioni. Ancora Marchetti, Pesavento, bellissimo tiro di Marchetti, altrettanto ottima la parata di Vespi, che sin qua ci ha messo la pezza almeno in 3 occasioni. Tanto Capuano suggerisce in profondità, anticipa Marchetti, poi tiro di prima intenzione rasoterra, debole, recupera intanto la pallina Pesavento per la Pumas e si riparte a zona schierata ancora una volta. Pesavento, finta di tiro, appoggia Marchetti, Marchetti, Pesavento si insinua nelle maglie, poi rigira la pallina, poi tiro di 40 cm al lato di Pezzini, ancora Pezzini, poi Marchetti, Pesavento sempre sulla destra, finta di tiro, rigioca per Pezzini, per Marchetti anzi, sfrutta il blocco Marchetti, poi passa dall'altra parte ed incrocia, tiro, può ripartire il cronometro, si rimpossessa della pallina Pezzini dopo la respinta di Vespi. Ancora Marchetti, Pesavento, Marchetti, sta affilata la distanza e ancora una volta decisiva la parata di Vespi, che si distende con il gomito respinge al lato. Marchetti,
bellissimo diagonale a filtrare, a tagliare tutta l'area, e poi un suggerimento di Pezzini per Vigatti che ha perso un po' l'attimo, giù la stecca Vigatti. Pesavento ancora si ripossessa la pallina dopo averla persa, Marchetti, poi Pezzini, Pesavento, tiro deviato di Marchetti, ha toccato comunque la pallina anche il portiere, si ripartirà con il conteggio di 45. Pesavento, Marchetti, Pezzini, ancora Marchetti, Pezzini sulla sinistra, staffilata di Marchetti, ma è attentissimo Vespi, molto attento, sembra tutto facile per guardandolo parare, ma sono, vi assicuro, tiri violentissimi. E ancora la rete non arriva, un rigore sprecato, molte occasioni, ma il tabellino dice ancora che conduce il Prato per 1-0. Mancano 10 minuti e 20 secondi alla fine della prima metà. È comunque più positivo che in altre occasioni l'attacco alla zona, si può dire, questa sera da parte dei ragazzi di Mirko Bertolucci. Tutt'altro che sterile la manovra, come invece lo era stato specie nei primi tempi visti sia a Prato che fra le mura domestiche. Si riparte dunque. Formazioni. Rientra, buona notizia, Elia Cardella. Forse è stato più il dolore del momento e lo spavento che un vero e proprio infortunio. Speriamo bene. Tanto Cardella per Marchetti. Pesavento sulla destra, finta di tiro, appoggia a Cardella, anzi scusate. Fai un passo, Elia. Fai un passo. Tiro rasoterra, respinto ancora da Vespi, abbastanza insidioso. Poi c'è questo dai e vai Barbani Santoro che non va a buon fine. Marchetti, Cardella, ancora Marchetti. Centrale, Viga, più centrale. Poi sbaglia l'appoggio Marchetti, ancora Pesavento. Di prima intenzione sbaglia tutto Cardella. Non era ben posizionato per il tiro, né il passaggio era abbastanza preciso per impattare la pallina di prima intenzione. Alza già! Viga, sei basso! Tanto Valdesi imposta per i suoi, gli sponda a cercare Barbani, ma è praticamente nulla la manovra del Prato da 12 minuti a questa parte, anche 15 minuti. Poi staffilata violentissima alta, anzi deviata, dice l'arbitro, deviata di Cardella. Comanda l'esatto punto di battuta l'arbitro Sala, e appunto si parte dal vertice basso. Bisogna attendere il fischio sulla rimessa di seconda. Pesavento, Marchetti, poi cerca il filtrante ma sbaglia tutto Pesavento, riparte il Prato, serve Barbani, Valdesi, ma capisce tutto Cardella. Staffilata rasoterra ancora di Marchetti, poi Barbani Valdesi serve Barbani che cade autonomamente a giudizio dell'arbitro. Scendi un passo, vai sotto la linea. Pesavento, Vai sotto la linea. Marchetti, Ora, sì.
ha il tiro Cardella, un buon controllo, sia il passaggio che il controllo erano dei migliori per andare al tiro, ma c'era una voragine nella difesa. E su deviazione volante e trentesimo anzi l'arbitro assegna il gol a Cardella, tiro Marchetti, Marchetti, quindi gol di Marchetti su tiro dalla distanza. Qui in più occasioni aveva impegnato Vespi a difficili parate Marchetti, finalmente è stato con questa rete dell'1-1 a 8 minuti dalla fine del match, dalla fine della prima metà. Guarda un passo, guarda la porta. Prendila precisa, Mere. Pesavento, un direi meritato 1-1 dopo diverse occasioni. Pesavento ancora, Marchetti per Cardella, ancora Pesavento, è opportuno essere più precisi nei passaggi, nei controlli per aprirsi il campo contro la zona. Poi palo di Cardella, può ripartire dunque l'azione. Ancora Cardella ha un possibile tiro ma decide di rigiocarla. Poi Pesavento, Cardella, Pesavento, poi tiro deviato, recupera la pallina Cardella, poi ancora Marchetti, ancora tiro, ancora altra deviazione. Quando alzi si chiudono, giocala sul laterale. Forte la palla, chiede Mirko Bertucci di fintare il tiro per far aprire la difesa e poi caricarla sulla palla. Intanto Santoro recupera la pallina, slancia proprio Barbani che viene ottimamente difeso da Elia Cardella, poi Marchetti, tiro al lato, recupera di prima intenzione, appoggia a rete Bigatti ma il tiro è debole, si trova la pallina sulla pallina Boschi. Ancora Barbani per il numero 8 Mugnani, poi Barbani recupera la pallina di Gatti, si invola sulla sinistra, va in solitaria, poi è Barbanesi. Pesavento si porta sulla destra, poi c'è un cambio, Mora per Marchetti, la partita di Marchetti sin qua. Buoni disimpegni, violentissimi tiri nello specchio. Mora appoggia a Elia che taglia con questa diagonale, un bellissimo passaggio per Pesavento, e poi ancora tiro dalla distanza di Mora e segna Mora ancora dalla distanza di fronte a un incolpevole Vespi che, se non erro, ha subito anche l'azione di disturbo davanti alla porta di Bigatti. Finalmente questi tiri dalla distanza stanno incominciando a funzionare. La Pumas aveva impegnato a difficili interventi nei minuti precedenti l'estremo difensore Vespi, e ora si stanno raccogliendo i frutti di questi veloci ribaltamenti di fronte e tiri violentissimi nello specchio. Ottima l'azione della Pumas questa sera, il miglior attacco alla zona probabilmente mai visto almeno dall'inizio del campionato. Quindi 2-1, 5 minuti e 51 secondi alla fine del primo tempo. Situazione falli tutto sommato regolare, come di consueto accade con la zona dove si fa poco a pressare sull'uomo. 2 falli per parte. Santoro sulla battuta per Valdesi, alza la testa Valdesi, lancia in profondità Mugnai che non aggancia, poi c'è una brutta caduta
forse un dolore alla coscia, potrebbe essere uno stiramento, un problema muscolare forse per Mugnai, vista la zona che si sta toccando. Forse solo una caduta, comunque avvenuta in solitaria praticamente. Mora per Pesavento sulla destra, finta di tiro per Pesavento, poi rigira tutto su Mora, ancora Pesavento per la sua finta, poi si cambia tutto per Elia Cardella, poi Pesavento gioca in profondità per Bigatti, poi Cardella, non la fermare, Cardella, poi Mora, deviazione per Di Bigatti e palo, forse ha preso l'incrocio Bigatti, ancora una deviazione interessante da parte dei ragazzi di Mirko Bertolucci, recupera la pallina Mora, Pesavento, Bigatti alza la testa, non ci sta il filtrante, quindi si risale e Mora va a rimpostare per i suoi. Pesavento, finta di tiro, la zona è passata da un quadrato a una forma Y, quindi è più lunga, tanto deviazione. Subisce fallo Mugnai, chiede il time out Mirko Bertolucci perché probabilmente ha visto che il modulo difensivo del cambiato, non c'è più il quadrato di prima, ma si tratta di una zona Y, quindi prenderà contromisure adatte a contrastare questo tipo di difesa. Sì, lo dicevamo, Mirko Bertolucci ha preso le contromisure per questo cambio di modulo che vedremo se verrà mantenuto. Si tratterà di attaccare la zona più per vie laterali che per vie centrali. Poi scivola Barbani, ma recupera la pallina. Raddoppio di Pesavento, poi ancora Barbani sulla destra. Subisce la pressione di Cardella, poi scivola e fallo per l'arbitro Sala, il terzo per la Pumas, ancora 2 falli il Prato. 3 minuti e 56 secondi alla fine della prima metà. Santoro per Barbani, poi Mugnai, chiede di stare alti Mirko Bertolucci. Mora recupera la pallina all'angolo dopo l'appoggio di Mechini. Pesavento, chiede precisione nei passaggi e nei controlli Mirko Bertolucci. Questo tipo di zona, diceva Mirko Bertolucci, preclude il tiro al centrale ed è quindi opportuno passare per via laterale. Intanto c'era una caduta di Cardella, poi grande recupero di Pesavento, poi dietro schiena e non c'è niente per l'arbitro. Comunque grande classe di Pesavento in questo recupero, giocatore eccezionale.
ancora Mora, poi Pesavento che trova il passaggio in diagonale. È questo che bisogna fare per cercare di bucare questo nuovo modulo difensivo che ho messo in campo dal Prato. Passare per tagliare la pista in diagonale e a liberare l'uomo dall'altra parte. Per andare a concludere col laterale. Ancora un suggerimento per Bigatti che non è riuscito ad intercettare a dovere la pallina. Ancora Pesavento, ci sta il passaggio, poi ancora un lob di Mora intercettato da Mugnai, poi subisce la pressione di Pezzini, 2 contro 1, Pezzini scambia con Bigatti, intercetta Valdesi, poi Mugnai filtrante ottimo per Barbani che tenta un difficile alzo e schiaccia e non riesce a concludere. Comunque buona l'azione in transizione del Prato, che quando vuole sa ripartire bene in contropiede. Pesavento per Mora. Ancora un tiro al lato di Pesavento. Mora. Pezzini ancora per Mora. Cerca la percussione, scarico per Pezzini. Buona l'intuizione di Pesavento, debole il tiro di Pezzini che se l'è trovata sul rovescio. Anzi no, non sul rovescio, troppo in avanti diciamo. Tiro ancora dalla distanza di Mora. E non può niente su questa missile da metà pista Vespi ad 1 minuto dalla fine della prima metà. Ed è dunque il 3-1 per i ragazzi di Mirko Bertolucci. Un minuto, 4 falli per la Pumas, ancora 3 il Prato. Valdesi, poi scivola autonomamente Valdesi. Pesavento sulla battuta. Mora, Pesavento. E sbaglia l'appoggio Pezzini, riparte Barbani, recupera Mora, poi Pezzini ancora, cambia con Pesavento in discesa, poi Bigatti alza la testa, si è perso l'attimo per sfruttare questo contropiede. Troppo largo Bigatti. Ancora Pezzini, Pesavento, percussione, poi decide di gestire la pallina, serve Mora ottimamente, poi c'è ben posizionato in deviazione volante Bigatti, bello il suggerimento di Mora, pallina alta, però c'è stata una deviazione. Pesavento per Mora nella propria metà pista. Ancora Giovanni, Pesavento, finta di tiro e filtrante velleitario, anticipa Capuano e serve Barbani che poi a sua volta è anticipato da Pezzini. E la sirena sigla la fine di questo primo tempo in cui la Pumas Ancora conduce per 3-1, partita decisamente ben gestita, la migliore gestione del primo tempo mai vista dall'inizio della stagione probabilmente, una Pumas lucida, precisa nei passaggi e anche al tiro, si è portata sul 3-1 in questa prima metà. Noi attenderemo ora 10 minuti e ci risentiremo per il secondo tempo di Pumas Ancora Prato.
Tutto dunque per questo secondo tempo qui al Dorando Petri. Pumas ancora a Prato, batte la palla Carrieri, Marchetti in posizione centrale, scambia con Mora, ancora Mora sulla destra, finta di passaggio, Marchetti, poi Cardella, filtrante di Cardella a propiziare la deviazione di Carrieri, nulla di fatto, riparte il Prato, questo lancio in profondità sulla linea di passaggio, fa buona guardia Elia Cardella, c'è intanto una new entry, si tratta del numero 6 Belli, poi deviazione di Valdesi, pressato da Mora all'angolo che commette fallo a detta dell'arbitro ed è il quinto, ancora 3 falli l'Hockey Prato. Ancora lancio per Alberto Capuano che cincisca con la pallina, recupera la pallina Marchetti, apre per Carrieri sulla sinistra, e la formazione del Prato che è passata a una difesa a quadrato, non è più a Y in questa fase. Tanto Cardella, Marchetti per Mora, non ci sono soluzioni, sbaglia tutto Marchetti, riparte Lorenzo Capuano, ancora Capuano per Valdesi, è pressante la difesa della Pumas, scivola Belli, poi Mora lancia in contropiede Cardelli che scarica per Marchetti, poi raso terra deviato, riparte Alberto Capuano solo contro 2, va all'angolo, è chiuso e poi scivola Marchetti, poteva stare anche un fallo, fa correre l'arbitro Sala. Marchetti per Cardella, Mora ha il Pertugio, decide di ragionare, Cardella sale, poi filtrante per Carrieri che aggancia la pallina e poi retropassaggio per Marchetti, poi riparte Valdesi che intercetta il passaggio, scambia con Capuano che scivola da solo, lamentele da parte della panchina del Prato. Poi c'è questa protesta che è meritata di un giallo da parte di Mora. Mirko Bertolucci invita Mora al silenzio, a non rispondere all'arbitro. Tanto Cardella, Marchetti, Mora, poi filtrante per Carrieri, è difficile l'aggancio, può ripartire il Prato con Capuano, poi si invola sulla destra Capuano pressato e poi decide di ragionare, appoggia a Valdesi, ancora Capuano, porta il blocco il fratello, non lo sfrutta, scarica a Belli, tiro deviato, pallina alta, poi ancora Lorenzo Capuano pressato da Marchetti, e fallo per il Prato, quindi Carrieri carica sul secondo palo per Mora e non può nulla su questo suggerimento sul secondo palo Vespi e insacca Mora per il 4-1 a 21 minuti e 43 secondi alla fine del match. Penetrazione di Carrieri, scarico sul secondo palo per Mora e 4-1. Chiede ora attenzione in difesa e pressing alto Mirko Bertolucci, tanto Belli riceve la pallina dall'angolo, risale, appoggia Lorenzo Capuano, poi Valdesi che è un po' il playmaker di questo Hockey Prato, ancora Capuano che sbaglia tutto ma sbaglia l'aggancio lo stesso Cardella, riparte Alberto Capuano, tiro passaggio deviato, poi ancora il raddoppio di Mora
poi ancora Valdesi, tiro di prima intenzione deviato, recupera la pallina in questo parapiglia Carrieri che appoggia Mora. Cardella per Marchetti, Marchetti per Mora, poi c'è il tiro Mora, bellissimo questo tiro frusciato, forse un po' debole, non ha impattato evidentemente la pallina, ma è stato bello, diciamo così, il pensiero di questo fraseggio e tiro di buona intenzione. Qui c'è un blu, e qui c'è un blu clamoroso, non dato, a mio giudizio, alla Pumas. E sulle proteste Alberto Capuano rimedia un giallo, ma era stata allungata una stecca sui pattini di un giocatore della Pumas. Brava. Poi si è fatto male nella caduta Barbani, ma a nostro giudizio c'era un aggancio nel retroporta ai danni di Marchetti. Ha decretato solo il fallo di squadra l'arbitro Sala. Il medico va a sincerarsi delle condizioni del giocatore pratese. Durante la testa a questo punto. Ah sì. Probabilmente c'è stata una colluttazione iniziale con Marchetti. Tant'è. Ancora problemi per Valdesi, probabilmente un colpo alla testa che l'ha un po' stordito. Alza le gambe il compagno Capuano per far affluire il sangue nella parte alta. Minuti se ne vanno, il freddo aumenta stando fermi. Che vuoi? Un medico che guarda un giocatore per il momento che stai bene. Non lo so. C'è la raggi X. Si rialza Valdesi. Ma non lo so, sarà il brontolo della situazione. Marchetti sulla battuta, 5 falli per parte, 20 minuti e 31 secondi alla fine del match, risultato ancora sul 4-1, partita ben gestita dai ragazzi di Mirko Bertolucci. Nonostante lo svantaggio iniziale, con il Prato si parte sempre in svantaggio, ormai è un refrain. Mora per Cardella, Carrieri per Marchetti in posizione avanzata, manca l'aggancio Cardella, poi ottimo la discesa di Carrieri che poi serve Marchetti, scadono i 45 secondi, tiro disperato di Marchetti, riparte Belli per Prato, 3 contro 2, serve Barbani che tira debolmente, fa buona guardia a Mechini, poi recupera Mora, apertura per Cardella, Marchetti sulla destra, Carrieri, serie finte, percussione di Carrieri, poi
decide di non attaccare la porta perché è ben chiusa da Capuano, che va a commettere fallo su di lui, e c'è un giallo per proteste. Anche Capuano è molto severo sulle proteste, l'arbitro Sala, che ha utilizzato in modo molto copioso il cartellino giallo questa sera. Intanto Marchetti sulla sinistra porta il blocco Mora, lo sfrutta Marchetti, va sulla destra, poi lascia la pallina a Cardella, 9 secondi alla fine del possesso, rasoterra per l'agevole parata di Vespi. Alberto Capuano gestisce per i suoi, poggia Belli anticipato, poi ancora Capuano, Carrieri si impossessa della pallina e va a commettere fallo passibile da blu. Capuano sarà dunque tiro diretto, su cui si presenta lo stesso Carrieri. Tanto una sostituzione, entra Pezzini. E un conciliabolo fra Mora e Carrieri prima della battuta probabilmente ha suggerito una soluzione Mora al compagno di squadra. Vedremo se ci sarà un piccolo avanzamento, un tiro di prima intenzione dalla distanza, oppure un avanzamento completo di Carrieri. Forse un breve avanzamento e tiro, vedremo. No, avanza Carrieri, alza e schiaccia, chiude bene Vespi, nessun problema per il Prato dunque, ma inferiorità numerica. Barbani fa possesso palla, è pressato da Pezzini, va all'angolo, raddoppiato da due Viareggini. Poi ancora si lotta la balaustra, esce vittorioso dall'ingaggio Marchetti, e 3 contro 2. Poi tiro raso terra, tutto sbilenco e molto allato da parte di Marchetti. Situazione che poteva forse essere sfruttata in modo più proficuo, questo 3 contro 2. Ancora Marchetti, sfrutta il blocco, riceve Mora di prima intenzione, impatta male la pallina. Chiede una migliore gestione della superiorità numerica a Mora, Mirko Bertolucci. Tanto c'è un cambio, esce Mora, entra Giovanni Pesavento. Si asciuga intanto la pista. Pezzini per Marchetti che sfrutta il blocco, poi sulla prosecuzione del blocco serve Pesavento. Filtrante, non a buon fine di Marchetti, ma recupera Pezzini. Pesavento porta il blocco Marchetti e pericoloso diagonale di Pesavento, fortunatamente recupera la pallina Marchetti. Commette fallo su blocco in movimento Pesavento, quindi rimessa per il Prato. Parte Belli, raddoppiato, si impossessa la pallina Carrieri, a 2 contro 1. Marchetti, dai e vai con Carrieri, che poi non riesce a chiudere l'altra schiaccia. Bellissima azione in velocità. 16:57. Marchetti sfrutta il blocco, poi cade sul fallo di Barbani.
Pesavento serve all'angolo, Pezzini ha il tiro, non tira. Tiro dunque di Marchetti, respinge Vespi con il guantone, riparte intanto Belli sulla destra, va a fare possesso palla all'angolo, pressato da due Viareggini. Tanto è scaduta la superiorità, l'inferiorità numerica del Prato. Riparte Pezzini, si invola sulla destra, va a girare nel retroporta. Serve Pesavento che cambia tutto per Marchetti nella prima metà pista, poi in profondità per Carrieri. Alza la testa Carrieri, appoggia a Pesavento, porta il blocco, sale Pesavento. Marchetti in discesa, tiro rasoterra, insidioso, ma fa buona guardia con la stecca Vespi. Poi Belli di sponda a servire ottimamente Capuano, che poi cerca sul secondo palo in deviazione volante Barbani che non aggancia. Pesavento, scarico per Carrieri. Carrieri spinte, appoggia nel retroporta per Marchetti che risale e dà respiro alla manovra con un passaggio per Pezzini nella propria metà pista. Ancora Marchetti si incrocia con Pesavento, poi decide di ragionare, non ci sono soluzioni, scambia con Carrieri che risale dal centro area. 7 secondi alla fine del possesso, finta di tiro, staffilata, deviata e si andrà alla squadra dei 45. Riparte dunque l'azione per il Prato che guadagna un fallo commesso da Giovanni Pesavento. La Puma si è portata a 7 falli anche il Prato. Tanto Capuano Lorenzo lancia in profondità il numero 99 Poli, poi testa a testa per Pesavento, gancio contro gancio e conclusione, ci mette la stecca un grandissimo Vespi, bellissimo azione offensiva di Pesavento, grande giocoliere, ha fatto tutto bene ma un Vespi insuperabile ci ha messo la stecca. Pezzini non va il filtrante che è interdetto da Barbani, poi questa triangolazione non è andata a buon fine su cui si fa trovare Belli, sfumato il contropiede del Prato, tanto Barbani scivola, non c'è niente a detta dell'arbitro. Pezzini, forcing di Pezzini e tiro deviato, poi Belli non aggancia Belli e non aggancia Capuano il passaggio di Belli, poi Barbani in retroporta si fa rubare la pallina da Marchetti. Pesavento sulla destra, filtrante per Carrieri in taglio che appoggia all'angolo ora per Pezzini. Poi Pesavento sulla metà pista gestisce il giocatore veneto, Viareggino d'adozione, serie di finte, decide di ragionare Pesavento, poi Carrieri appoggia nel retroporta per Bigatti, ne ho entrato, che cambia ancora con Carrieri. Bigatti nel retroporta fa possesso, aspetta la discesa di un compagno, risale, poi Pesavento, non ci sono soluzioni, retropassaggio per Pezzini, poi in profondità per Carrieri che risale e viene spinto vistosamente da Barbani. È l'ottavo fallo per la formazione ospite, a 7 falli la Pumas. Pesavento, Pezzini porta il blocco, Pesavento lo sfrutta Pezzini, scambia tutto con Bigatti, poi appoggio a Carrieri che va a fermarsi, posizionarsi nel retroporta, scambia con Pesavento e che gli rende la pallina, tiro debole poi di Pesavento, tanto Poli fa possesso, poi Capuano, Barbani, Poli,
sfrutta il blocco, Poli, sta affilata di molto a lato dalla distanza, imposta per i suoi Bigatti, apertura su Pezzini. Carrieri, percussione di Carrieri che si insinua nel maglia della difesa e non riesce a chiudere la pallina verso la porta, a battere a rete. Ancora subisce un fallo Bigatti commesso da Capuano ed è il nono fallo, quindi spada di Damocle del potenziale 10° fallo per il Prato di qui ai prossimi minuti. Mancano 12 minuti e 27 secondi alla fine del match. Ancora Carrieri, gestisce nel retroporta, apre per Bigatti che risale, scambia ancora con Carrieri in posizione all'angolo, cerca un secondo palo Carrieri ma è un po' velleitario, molti giocatori sulla linea di passaggio. Ancora Carrieri, va a girare nel retroporta, retropassaggio a dare risposta alla manovra per Pesavento che sfrutta il blocco e va a concludere questo diagonale che va al lato. Poi c'è questa apertura per Lorenzo Capuano, serie di finte, dice no Mechini su questo testa a testa. Prato pericolosissima in questa occasione. Barbani scambia con Poli nella prova metà pista, Poli perde la pallina a favore di Bigatti, poi Pezzini per Pesavento, Pesavento per Carrieri, Bigatti, Carrieri, Pezzini, finta di tiro, percussione di Pezzini che si accentra e non riesce a servire il compagno, cercava un compagno sul secondo palo ma Carrieri era risalito, era più opportuno andare al tiro in quell'occasione da parte di Pezzini. Barbani gira volta, va sulla destra, poi cerca un filtrante, si impossessa della pallina Belli che non riesce a concludere la rete, poi subisce il raddoppio. Pesavento per Bigatti, ancora Pesavento, apertura per Carrieri che ha molto spazio ma decide di scaricare, dai e vai con Pezzini che sbaglia l'appoggio, poi traversa di Poli, ottima esecuzione, un po' sfortunato il Prato in questo contropiede, traversa di Poli a 10 minuti e 39 secondi dalla fine del match. Rischiava questa azione rischiava il detto gol sbagliato, gol subito, ma c'è stata una traversa di Belli per fortuna della Pumas. Partita comunque sin qua ben gestita dai ragazzi di Mirko Bertolucci, passati forse anche immeritatamente in svantaggio nei primi minuti, poi verso la metà del primo tempo è stata messa in piedi dai ragazzi di Mirko Bertolucci con il pareggio e poi con il raddoppio, ma supremazia sia in termini di territoriali che di occasioni gol da parte della Pumas questa sera, che ha effettuato un attacco molto efficace alla zona, a differenza di altre occasioni in cui si era molto faticato per sbloccare il risultato. Pesavento sulla battuta e Pezzini. Prato, lo ricordiamo, ha 9 falli, quindi devono stare attenti in difesa. Pesavento è entrato intanto Olivieri, non è entrato per la Pumas, che ha servito ora Bigatti nel retroporta, temporeggia Bigatti, serve ancora Olivieri scambia ancora con Bigatti, hanno deciso di tenere la pallina in posizione avanzata, poi c'è questo bel suggerimento di Bigatti, non intuisce Olivieri, Poli sulla destra, serie di finte, va a girare nel retroporta chiuso da Pezzini, poi risale con un passaggio per Mugnai,
Mugnai, passaggio intercettato, Oliveri serve, Pezzini che impegna una non facile parata con il rasoterra, Vespi, poi in seconda istanza ancora Vespi su Bigatti, recupera la pallina Olivieri, sbaglia la palla Pezzini, Poli, Barbani, tiro debole, poi ancora tiro al lato, occasionissima per il Prato non sfruttata. Santoro intanto, Poli non sbaglia il no look, Poli, poi Bigatti serve, Francesco Pesavento che si lamenta e per le lamentele subisce il giallo. Mirko invita, vista il metro adottato dall'arbitro, Mirko Bertolucci invita i giocatori a non discutere le decisioni arbitrali. Sul 4-1 poi non ha molto più senso. Tanto Alberto Capuano, lancio in profondità dove nessuno dei suoi si fa trovare, recupera la pallina Giovanni Pesavento. Pesavento per Bigatti nel retroporta, temporeggia Bigatti, smarca Olivieri sempre nel dietro della porta, poi retropassaggio per Pesavento, cambia tutto ora per Pezzini sulla destra, incrocia e prosegue, serve al limite dell'area Olivieri che si gira e esegue un tiro comunque pregevole nonostante il pressing del difensore. Santoro, infrazione di 10 secondi, indica il giusto punto di battuta all'arbitro Sala. Pesavento ancora, Olivieri per Bigatti, temporeggia come suo solito Bigatti aspettando la discesa di un compagno, gioca di sponda per Pesavento che ha ora il blocco, va dalla parte opposta, scambia ancora con Pezzini che apporta a sua volta ancora il blocco, lo sfrutta Pesavento, scambia sulla prosecuzione in pick and roll per Pezzini, tu per tu con Vespi, va a batterlo e ad insaccare. Il gol è di Pezzini, gol di Pezzini in percussione, dunque probabilmente reclamava un'azione di disturbo di Bigatti il portiere, non ho ben capito. La pallina comunque è carambolata alle sue spalle dopo la penetrazione di Pezzini, poi c'è questo blocco irregolare di Mugnai che è il 10º, quindi c'è stato ora il 5-1 e c'è subito l'occasionissima del potenziale 6-1 per la Pumas a 7 minuti e 59 secondi dalla fine del match. Sulla battuta vedremo chi si presenterà, lo specialista Carrieri, ancora una volta, autore già di una precedente punizione diretta fallita. Tutto pronto dunque. Invita alla giusta posizione l'arbitro Sala. Carrieri, finta, poi avanzamento, gancio contro gancio e palo esterno dalla parte della Stecca. Ottima esecuzione, un po' sfortunato Francesco Carrieri qua, però esecuzione da manuale, gancio contro gancio e conclusione. Bigatti per Carrieri, tiro schiacciato e traversa ancora, sfortunato ancora una volta Carrieri con questo tiro alla Marcella dal vertice alto dell'area di rigore. Ancora Carrieri, Pezzini si vola sulla sinistra in velocità e poi scaglia un diagonale al lato, poi recupera ancora la pallina Caparbio Pezzini,
Carrieri sulla sinistra, Olivieri all'angolo, temporeggia, appoggia Bigatti, poi ancora Bigatti in profondità per Carrieri, schierato nel retroporta, si incrociano due viareggini e poi scivola Bigatti. Poli lanciato in contropiede, va all'angolo, è chiuso. Tanto cincisca con la pallina, forse qui c'è una colluttazione di Mugnai con Mechini che si era disteso. Lamentano un allungamento della stecca da parte di Mechini su Mugnai e probabilmente c'è una qualche ragione da parte di Mugnai perché era forse in vantaggio sulla pallina, quindi c'è stato un colpo sul casco forse che ha stordito Thomas. È uno sport duro l'hockey pista, abbiamo avuto modo di apprezzarlo anche questa sera in diverse occasioni. E intanto allora entra Dal Torrione in modo che Mechini possa pensare a recuperare. Quindi il secondo portiere a 6 minuti e 46 secondi dalla fine del match. Bigatti è imposta per i suoi, serve Carrieri, ancora Bigatti che riceve la pallina di sponda, poi sbaglia l'appoggio, Capuano si impossessa della pallina, poi ancora Lorenzo Capuano sulla destra, cerca di servire Santoro ma intuisce Carrieri. 3 contro 3, Olivieri a tu per tu con Vespi, conclude ma fa buona guardia Vespi, poi Capuano salta l'avversario, chiude Olivieri, recupera a favore di Pezzini che decide di ragionare e serve nella prima metà pista Bigatti che ha una veloce circolazione di palla a Mirko Bertolucci. Olivieri nel retroporta, Bigatti si dà il cambio con Olivieri, ancora Bigatti risale, cambia tutto per Pezzini sulla destra, ancora Bigatti sulla sinistra e filtrante a servire Carrieri, tutto solo, che decide di andare a destra anziché a sinistra e ha poco specchio per chiudere ma fa buona guardia insomma Olivieri. Pezzini, Carrieri, Bigatti che serve sul secondo palo. Pezzini, triangolazione vincente, Carrieri, Pezzini, Bigatti ed è il 7-1 a 5 minuti e 18 secondi dalla fine del match. Triangolazioni in velocità. Il 6-1, scusate. Il 6-1. Ne ho detto non più, scusate. Triangolazione in velocità per la Pumas. Sì, ho sbagliato, sono corretto. 3 contro 1 intanto e manca l'aggancio Bigatti e poi sbaglia il passaggio il compagno, riparte Mugnai e c'è il gioco da terra giustamente di Pezzini. Belli intanto va a girare, anzi si ferma e decide di ragionare, serve Santoro. Poi Olivieri fa buona guardia su Belli, si invola tutto solo, scarica su Pezzini, Bigatti, Pezzini, poi Olivieri che si era addormentato all'angolo, poteva andare a una facile conclusione, poi filtrante a servire Santoro, fortunatamente per la Puma non aggancia, fallo commesso da Mugnai che è l'11°.
Pezzini, Carrieri, staffilata di Carrieri, respinge Vespi, tiro potente ma sostanzialmente facile per l'estremo difensore pratese. Olivieri sfrutta il blocco, appoggia a Pezzini, chiede velocità nella circolazione di palla a Mirko Bertolucci. Carrieri va a girare retroporta, finte, poi reclamano il gioco da terra i giocatori del Prato, Bigatti, Pezzini. 10 secondi alla fine del possesso. Olivieri riceve a centro area e si gira intelligentemente dalla parte più scoperta della porta e beffa l'estremo difensore Vespi per il 7-1 questa volta, a 3 minuti e 47 secondi alla fine del match. Movimento intelligente di Olivieri, si è girato dalla parte giusta laddove non era coperto dal difensore avversario. Poli, diagonale deviato, Bigatti, ancora Bigatti, percussione sulla destra, va a girare retroporta, subisce la pressione di Santoro, poi serve in mezzo all'area Pezzini che impatta male la pallina, ghiotta occasione sfumata. Tanto Mugnai appoggia Belli, poi serie di rimpalli, va a recuperare la pallina all'angolo Bigatti. Olivieri, Bigatti, Carrieri, ancora Bigatti nella propria metà pista, serve ancora Carrieri sulla destra, ragiona Carrieri appoggiando a Pezzini. Bigatti lancia sulla sinistra Carrieri, percussione di Carrieri, colpo sulla stecca e quindi rigore, però dà il blu, anzi probabilmente l'arbitro dice che ha colpito la mano, altrimenti non c'è spiegazione, o colpisce la mano se no praticamente sarebbe stato rigore, quindi l'arbitro ha visto un colpo sulla mano e decreta il blu. Dal suono sembrava più un colpo sulla stecca che sulla mano. Bigatti, raso terra di Bigatti, recupera la pallina in seconda istanza, cerca l'alza e schiaccia ma è debole, poi a rimorchio Olivieri non inquadra la porta. Mugnai, Olivieri per Pezzini, superiorità numerica dunque per la Pumas a 2 minuti e 15 secondi dalla fine del match. Poi Bigatti per Carrieri in profondità, non riesce il diagonale di Carrieri a servire il compagno a centro area. Bigatti, Pezzini, sfrutta il blocco Bigatti, serve Carrieri che a sua volta trova Pezzini e buona la transizione di Aregina che non riesce però a impattare la porta con Olivieri. Buon giro palla. Lo schema era riuscito alla perfezione, è mancata solo la zampata finale. Mugnai di sponda dove nessuno dei suoi si fa trovare, riparte Bigatti, Pezzini, Olivieri, Bigatti, staffilata al lato di Pezzini, Velleitaria, era molto coperta la porta avversaria in quella zona. 1 minuto e 23 secondi alla fine del match. Santoro imposta per i suoi e gioca di sponda per Belli che scivola
Pezzini riceve palla, 3 contro 2 praticamente, poi percussione di Carrieri che non è riuscito a dare la zampata finale, poi Santoro fa possesso palla contro tutti, cerca un tiro che va alto, 1 minuto e 2 secondi alla fine del match. Bigatti intanto, Pezzini, serie di finte per Carrieri che libera dall'altra parte opposta Bigatti, ancora Bigatti che serve sul secondo palo, Olivieri, è magistrale la triangolazione per Regina, Carrieri, Bigatti, Olivieri, tutta di prima intenzione, così come va fatta contro la difesa a 3 nella zona, nella superiorità numerica. Molto buona scelta di tempo sempre di Olivieri sul secondo palo, si fa sempre trovare, grande senso della posizione da parte di questo giovanissimo, tanto Barbani sulla destra, bellissimo comunque il passaggio da una parte all'altra a liberarlo da parte di Bigatti, tutto di prima. 30 secondi alla fine del match, sta affilata la distanza di Mugnai, si fa buona guardia dal Torione, tanto Belli combatte alla balaustra, poi risale e appoggia la pallina a Mugnai fa una giravolta, poi decide di ragionare, tira alla distanza, si oppone Olivieri, serve in discesa Carrieri, poi ancora Carrieri, giocatori a terra, si va avanti e la sirena dice che può finire qua questo Pumas Ancora. Ok Prato, risultato netto e rotondo nonostante lo svantaggio iniziale. Si chiude la partita sull'8-1 a favore dei ragazzi di Mirko Bertolucci, partita che era partita in svantaggio per la Pumas, poi una progressiva fase di recupero che ha portato ad allungare le distanze già nel primo tempo e a mettere al sicuro ulteriormente il risultato nel secondo senza soffrire più di tanto. Superiorità in termini di occasioni gol, superiorità in termini di possesso e anche in fase di costruzione da parte di questa Pumas che si è dimostrata molto matura questa volta contro la zona del Prato, che sappiamo essere fatta molto bene, ma non c'è stata storia questa sera al Dorando Petri. Quindi gli ultimi saluti di rito, prima giornata ben iniziata, parte col piede giusto la Pumas e chiude questo Pumas Ancora Prato per 8-1. Quindi terminati i saluti di rito ai pochi tifosi accorsi in questa serata piovosa e decisamente fredda al Dorando Petri, noi possiamo chiuderla qua. Io sono Paolo Lazzarini, alla regia Luis Carrieri, ci risentiamo alla terza giornata, buon hockey a tutti e buona prosecuzione.